Grazie per l'accoglienza. Che dopo una Grazie per l'accoglienza. Ma che ti dico l'interruttore? Allora, un'altra volta però non applaudite, siamo già fermati un'altra volta. Grazie per l'accoglienza. E dopo una lunga assenza, a comparire della mia presenza, voi mi mettete Renzi e mi ammussate questa circonferenza. Voi mi avremmo così arrabbiato, mi sarete immaginati che la miseria mi ha pigliato. E non mi siete sbagliati, ci avete indovinato. Io a Avezzano siamo impiegato, con terremoto sono scappato. Ma i soldi che sono arrivati per soccorrere i danneggiati e per case scarrupate non l'hanno visto manco pittato, perché chi loro comitato se l'hanno passato uno curato. E i soldi si sono assottigliati e piano piano sono squagliati. Sicché i signori se l'hanno arronato. I signori se l'hanno contato, i signori se l'hanno mangiato per non far sciò grassa a fare opinione. E sono rimasti con malati, come si dice, cornuti. Però, vedete che il pubblico è preparato. Tanto a Roma giù in tizia, appurato questa notizia ci hanno fatto una comizia. E tu giudice finiziazzo, ma quando i sordi stanno in esercizio a tutto quanto fanno cacciavizzi. Quindi a qua, è già patizio. Qualche arresto qui fittizio, ma mo
Ma fra i ladri e la giustizia c'è stata tale un'amicizia che a parlare di giudizio pare quasi un'ingiustizia. Sì che o terremoto che mo è passato. La paura ci ha pigliato. Tutti insieme sono ritornati tutti i guai di respirare. O padrone di casa è ritornato. E mettendosi fuori la porta imballata, e mio signore, o commercio era pigliato, io avanzo 3 mesi e voglio essere pagato. Io che Dio vuoi che ci passato. E allora ci pensate che mi faccio il soldato, che si muore per lo Stato, ma sempre a che ci mangiamo. E così la domanda ci ha presentato, e tanti che ci ha avvicinato, e tanti che ci ha scucciato. La domanda è stata accettata e poi sono stati chiamati. Troppo ore che era stato in Taravizzi e camarate, tutto a noi per salati soldati, e mi era pure un po' scucciato. O Trenta mi ha chiamato. E io mi sono avanzato. Disse un po' che mi ha guardato. Poi è rimasto spoetizzato. E la mutanza vicina a nata, e si tenesse messi soldati, a essere un patapatri ammazzato. E poi me ne ha buttato che per poco in terra non mi ha menato, a è meglio che veniate. Poi non potete fare manco una marcia sforzata, perché tenete tutta la muscolatura ammusciata. E mi sono mortificato. A pomaggio era pigliato. O per andare a casa e bussando l'ora accechiata, gente, signor tenere, voi vi siete sbagliati. Se non mi schifate, attentate, maniate, chi non muscolo è sviluppato, come volete, giunto sta. Se allora mi ha guardato e dopo un po' che ha replicato, ha detto, ma se non veniamo. Vi faccio una capuciata che vi trovate a bascio palazzo assettato, con il funnello della canzone scassato. E io mi sono terrorizzato e fra me e me ci pensate, tieni mente pure la morte, mi ha schifato. Signora bella, voi che siete una bella signora generosa, sapete, la faccia, sapete. Come avete capito, esce per la fabbrica di cappelli, la signora tiene la mano. Andiamo che hanno soldi a Verona non mi scubito. Siamo 15 famiglie, tengo solo 7 figli che si mangiano la muniglia e si alleccano la ratiglia. Io mi abbroco e ma sottiglia. E il mogliere mi consiglia, una lassa, pure a voi va fatta. E ogni tanto ci gravano figli, capo che niente mi rassomiglia. Ma che nessuno mi ranì. Su, allora Maria paziente, parla! Guarda, di cui che sa? Cominciamo la mattina e smurziniamo, Ma quale smurziniamo? Chi sei visto che mani che te? Poi dicono, non mandano i soldi all'Ucraina, non mandano i soldi... Chi le case che ci montano la lira, e anche chi è paesano. Siete una cosa, non ci perdiamo i giacci, poi tu sai, non c'è bisogno. Io faccio per tramandare la tradizione, lo sciasciora, lo cizzo. Portami un bel caffè, e poi non ti scordavo che lo schizzo, mi raccomando. Lo schizzo, niente, sei ancora chiesto, lo schizzo, l'annas, a me mi piace corretto il caffè, vai. Vabbè. Oi maestro, buongiorno, come va? A posto? Vedi uno nuovo, bravo. Eccoci ecco qua. l'ostrica non fusare, ostrica no, da faccia Sandio Marmocchia, forza per fare l'amore. E a me è arrivato Ferdinando, l'ostricario fisico, tenga cura di costituente per la mascolinità, non dico. Parava una mezza dozzina, che decide? Ti ringrazio, a lei da me non ne ho bisogno, guardate tu piuttosto. Sta sempre nervoso sto Nicola. Dimmi un po' se potremmo fare là. Maestro mi accompagnate. No, per la casa no. Dimmi se sa un po'. E tu sbarcato nel mangiare, e tu mi dici lascia sanità, sono dei colpi naturali, con la isca da che manite non curvare, mentre navi succederà. E cantava la speciale, un pare di taccina, cari scuda, cari si va. E a luna parte viso, si fosse loro chi si muove, gente, se non si vede, capisce per trovare.
solo per tuttavia, che davanti dall'acqua e mare, l'acqua scopre da grandi e bar, e manello con tutta gente. E allora guarda Cristo, si fosse ancora bello, chi si muove la loro gente e polizia, la polizia dove va? Oggi lui è bello. Saluto e Proverenza. Caro maestro Raffaello. No, Nicole, Raffaele, sono Raffaele, e come ti piace sfugare a mazza a San Giuseppe? Ma non signore, io veramente sono un sincero ammiratore. Raffaele, tu sei il maestro del pennello. Insomma, arrangi. Intanto mi diverte e mi spazio, poi ogni tanto magari pure e vedere qualche quadro stramato. È una cosa esotica, una cosa ma fanno sempre piacere. Pure una cosa, a così per curiosità. Io vedo un musicante nuovo. Sì, signore. Chi lo signorino là con un bandolino in mano? Chi è? Che ne è successo stamattina? Che gli erano 4 musicanti, 2 hanno caduto malato. E allora loro hanno visto, ma sa che se lo hanno reclutato, e sta suonando con lui. Ma devi sapere che su Cristiano, il suo coglione, che suona un mandolino e un violino, visto che apparteneva a una grande famiglia nobile napoletana, i Montefeltro, si chiama Tancredi di Montefeltro. Stefano è buono a denaro. Poi se no che è rimasto su Ulisse, niente meno si fosse innamorato di una ballerina del San Carlo, ma si capire quando era bella, russa, va, a ballerini di 7 bellezze. Però che ha fatto sta pizza Marconone, che si ha mangiato tutti i soldi del marchesino, l'ha lasciata letteralmente col culo per terra. E mutando. Purtroppo. E poi Cristiano per arrangiare, accampare, e su una occasionalmente. Questa è la storia. Non fa niente. È sempre una cosa. Sì, è distinto. Sta voce, senta
fatto a fare. Venite a bere, consona, acqua soffrendolo da Damone, e bevitelo con limone, la ponte carbonata, e pure il prete pariata, acqua soffrendo. E pure a me, non c'è, non me. Una petti di voi. Sì, come no? Servizio completo, vai, vai. È scusato di Sorrento. Ma te che siete che tenga? Sape, l'acqua base da vostra non la tenga. Permettete? Marite, Grazie. Marite, sai, stanotte non potevo dormire. No. Non potevo dormire, mi è venuta a mente tu, oggi scritta una poesia, ti piace? Te la dedico. Come no? Ogni mattina scendo a Margiolino, ma guardo il mare, in barca e una figliola che sta in un chiosco, un'acquaiola, si chiama Teresina, non essere gelosa, si chiama Teresina, tiene siano 30 anni, capello corto, nera nera e riccia, una rendatura bianca con manina, un gol, tiene una salute e una nutrice. E mi mangio scudato. Stavo pensando a Teresina. E marito. È una guardata ruccia, che sono che due sainte, sono lampo, sono che ronala, e io giuro e ci scommetto che si risuscitasse Pappagone, morisse con infarto, guardando a sta giù. E sa capite che io come cliente, e l'acqua non mi porta proprio niente, e me la rite con bella maniera, e signore levate mano. Io tengo innamorato, con me non c'è che fare. Si chiama Giratillo e pescatore, fatica in da paranzi e non nanilla. Ma niente, giusto. Scendo ogni mattina, mi bevo l'acqua e mi imbriaca manca fosse un vino. Vedete? E dici, tu fai fare un ritratto a me, e come fa la canzone? Aspetta. Io ti vita Bella, 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 e ti vita sei spalla, bella, bella. quando me ne so bello, ora non ho bello. sono sicuro che mi dicesse che pennello, ma il pennello di Raffaello o il pennello che tieni tu? Guarda, che te posso fare? Che te la fa? Che te la fa? Tu non sai pittare. La poesia la sai fare. Ma Va, va a fare va. un caffè, va. Fanno un caffè, va, così ci porti pure lui, che lo sai fare, vai, va. Ma tu non sai che faccio l'acquaiolo, sei proprio un mamoso. Che cliente, ci teniamo a maniera. E Ma poi, che spirito che faccio una sceneggiata e canto. e ha sceneggiato. E che faccio mai? Guido di me pazziamo, ma da bacchetto non ha toccato. Ma va battendo tu e che la cappa che i soldi. Ma è cresciutezza bella. Bella figliola che è andata a casa. Chissà se tradimento è educato, ma ci faccio dire a tutto quanto. Si fa 40 volte innamorato.
figliola dal senso salito. Purezza non sapere, non ci stai Vallo faccia la vita fa bombita, capo io non gli ando una scusa. Non sapere, come che non stai facendo tu ti lasci la cura di me. Cresci che passa la costura, ti da imparare il strumento, cantami con tutta la ventura. Facceremo tutto vivo, quando è nota sta canzone, si lo dico come dico, sarebbe come sono, Giorgio Sola, c'è la bella, fammi non c'è unico, vincere sulla terza bella, sulle mezze sei fatto. Tradimenti, che se sei fatto tradimenti. Bella figliola da stretto salito. Purezza ma sapere, così stai in busta. Falla affacciare, la mimma fa convinta. Tanto lui ora ti vogliamo una scusa, e qui ti vogliamo una scusa. Giorgio Sola, c'è la bella, fammi non c'è unico. Piccine, scioltezza bella, sulla ghezza sai vado. Ma che ci stava stare, ma che ci stava stare? O apparito. Se danno guaglione la vita, che non si potrà stare sta serenata, io sono innamorato e Margarita, ma per me la più bella lasciata, la sciolta del capo sentito, così devo sempre cantare. Ma siamo venuti
va di là. Si noi schiattano. Va, va. Non va che sentimento. Ma che signore che sono? Hai capito? Ti menati due pulito, ti menati. Quello là è nobile, hai visto com'è galante? E come nobile sono, mi sai? Può fare, quella è la ruota della vita. E oggi mi è stato domandato tutto quanto ho fatto che lo voglio, noi pure un pittore la voluto sapere. Quello là si chiama Tancredi di Montefeltro. È l'ultimo rampone, non ce ne stanno più, di una famiglia nobile napoletana. Però che bello nome. È bello, Tancredi, come mettere i pulino con Tancredi. Insomma. Purtroppo questo luogo si innamorò di una ballerina del San Carlo, una ballerina russa, che era le sette bellezze, ma era veramente bella, bionda, sia vita, occhi azzurri, solo che poi si è rivelata essere una grandissima mappina. Non si dice, era una mappina comunque. E praticamente si è mangiato tutti i soldi, l'ha lasciata letteralmente con il, si può dire con il culo per terra. È vicino, ma si proprio con il culo per terra. E ognuno per arrangiarsi a campare, suona, fa il musicista, capito? Mi sa, che può fare, che può fare? Però è bellina assai, beh, sa che passa che la grande zucchero. Salute. Ma appena no, si può dire zucchero. Però senti mamma, tu hai zappato tutti con Marchesino. Non da fumare pagante, senti mamma, non ti fare illusioni. Tieni tu un cuzzicare a chi non sforrando un matto un cuzzicare. No, lascia stare.
Dì, a Fontanella no. Da Ligurda. Sta Fontanella cammina nel rubietto l'acqua
grazie a voi, veramente dedicate un pubblico speciale, veramente ci avete caricato tantissimo. Purtroppo nel finale l'emozione mi ha preso perché siamo venuti a voi, che purtroppo ci sta. Vi voglio presentare un attimo i miei amici di viaggio. Marcello Marciano, Giovanni Larghi,
Pasquale Cirillo, nonché ha scritto i testi di questo spettacolino. La mia quarto, non la metà perché è più cerello la metà. Mia moglie Maria Riccio. Grazie. Vi voglio presentare anche gli amici musicisti che mi hanno onorato di accompagnarmi in questa serata, tutti grandi professionisti stasera sul palco qua a Leopardi. Giorgio Rizzo alla fisarmonica, il maestro Lea Mendola alla chitarra, e c'è lui, Tancredi? No, non si chiama Tancredi. Allora, questo signore qua è il tenore internazionale Francesco Malapena, non che è amico mio. Detto Francesco, devo fare questa cosa, che fai? Mi accompagni, mi dai una mano? Non se l'è fatto dire la manca mezza volta. Stasera lui, ma... sta con noi. Francesco farà un concerto in questo teatro il 23 marzo. Chi vuole che venire a vedere ha una voce fantastica. È l'erede di Caruso. Ma veramente. Grazie Francesco Malapena. Anche il maestro Lea Mendola che ha scritto il brano. Francesca Lea Mendola è il signore che ha scritto i pezzi che ha composti lui, i pezzi di apertura e di chiusura dello spettacolo, grandissimo professionista di altissimo livello. Grazie Leo, anche per la stessa cosa. Grazie. Poi Voglio dire una cosa che, scusatemi, perdonatemi, allora il primo brano è dedicato proprio al maestro Francesco Malapena che si chiama Made in Naples, è una dedica a lui e sono onorato di fare parte di un'orchestra che accompagniamo lui e altri cantanti insieme al maestro Giorgio Rizzo e altri 7 musicisti. Grazie. E poi scusate, una cosa che mi ringrazia sempre, posso permetti, mi ringrazia sempre calorosissimamente. Io sono onorato di aver fatto più di una composizione Zazza, per le sue ve lo volevo voglio dire solamente, scusate, non ho mai parlato in tante, ci tengo a ringraziarlo, veramente è una persona anche io. Grazie, poi dici le date che saremo al bracco. Io per questo sto No, un attimo solo. Grazie a Salvatore Pino.